No, non si deve filmare. Via. Mai registrazione su. Io ad esempio ho avuto sempre... Questa come va su veloce? Un po' che fa bene. Allora, io sono il comandante della stazione forestale di Lula, sono l'ispettore capo Melchiorre Pala, sono un componente del Corpo Forestale della Sardegna e dovete sapere che il Corpo Forestale in Sardegna assolve a tutti i compiti che attengono alle problematiche ambientali e svolgiamo gli stessi compiti che nel resto del territorio nazionale sono svolti oggi dai carabinieri forestali. Il Corpo Forestale si occupa principalmente per esempio dello spegnimento degli incendi, di tutto quello che attiene la lotta agli incendi, sia per quanto riguarda la lotta attiva, sia per quanto riguarda le indagini di pulizia giudiziaria. Ci occupiamo, oltre che degli incendi, di tutte le tematiche, per esempio dell'inquinamento dell'aria, dell'inquinamento del suolo, dell'inquinamento dei fiumi, dell'abbandono quindi dei rifiuti. In alcune aree, per far sì che non si creino dei problemi anche di pubblica incolumità, cioè avete visto che stanno succedendo per esempio molto più spesso le alluvioni. Le alluvioni perché stanno succedendo? Stanno succedendo perché si sta facendo un uso sbagliato del territorio. Il Montalbo è un luogo molto importante che dovete sapere per i suoi riconoscimenti che ha avuto a livello europeo. Infatti è considerato un sito di importanza comunitaria per via del fatto che vi sono degli endemismi, ci sono delle emergenze floristiche, faunistiche e anche proprio territoriali che sono talmente considerate rare che è bene salvaguardare. Volete fare delle domande? Sono a disposizione. Annanco io qualche cosa. Non che siamo in Scalamanna, no? Sì. E poi in Neda beste Yannamanna. Siccome siamo nati che la conoscenza del suo territorio è fondamentale, vol dare qualche informazione. Proprio che per toccata in scala manna. Quando si va da dei scala, i sostoponimus in Sardegna, in scala este riferito a un loco, si può tenere belle che un schelvicatoio, un loco malu, però este scorciatoia. Quando invece fai damol dei Ianna, este un loco come una porta di accesso da un'ala a satera, tanto è vero che no che viti su colatoglio per andare dai Lugula a Finiscole. Quindi a conoscere questo toponimo è fondamentale. Voi pensate a sallega che è su comandante. Quando deve dare, quando deve dare un'informazione, mica beste un uoco alluto in tale loco, se non conoscite sol loco, non vi potete strivagliare. Quindi il fatto di conoscere sol loco è fondamentale. Prodonzi cosa? Su malo è che noi non bisogna stare più a campagna, a Sossartos, e non conosciamo più sul territorio. E a bortas, a vinzas, a sparaulas i sardos, a stoponimus i sardo, ne perdiamo su sentito completamente. Noi schimo manchi te che narrere. E tanto finza sprocursu chi si invito, chi siamo a Kende, este, de conosceremo sul locoso, ma de dare in porto umano vinza da salimba sarda. Si sprocursu chi sono lezioni che possiamo a Kende, parte ona sono atas tutto in sardo.
Però chi comprendete che su sardo è una lingua ufficiale, ma chi non narra parizza cose de sol locoso in uve siamo istante. Compreso? Sì, condivido pienamente quanto ha sostenuto Angelo e infatti aggiungo che il compito del Corpo Forestale è proprio infatti questo, quello del presidio continuo del territorio, proprio anche in funzione degli incendi, che se per esempio viene segnalata che ne so, che sta partendo un incendio in una certa località, è chiaro che bisogna conoscere bene quel luogo, perché se tu non lo conosci si può verificare un ulteriore aggravio della situazione, che tu mandi delle persone a spegnere l'incendio che non conoscono le eventuali criticità che si possono essere create in quel punto lì. Quindi la conoscenza territoriale è fondamentale ed è uno dei punti di forza proprio anche del Corpo Forestale questo, che noi siamo presenti tutto l'anno a controllare le campagne e questo ci consente di avere una marcia in più anche nello spegnimento degli incendi.